Sono Beatrice Saviane, figlia di Paolo Saviane e socia della segheria Fratelli Saviane di Bastia di Pos dal Pago. Mio papà fin da giovane ha sempre lavorato nella segheria di famiglia e l'ha sempre fatto con passione durante tutto il corso della sua vita. Mio papà aveva una visione del legno come di una risorsa fondamentale e credeva nella necessità di lavorare a livello regionale per creare una filiera del legno che valorizzasse tutti i soggetti che vi gravitano intorno. Da questa sua visione, dopo tanto lavoro e anche grazie a un contributo regionale, nel 2012 nasce il Consorzio Legno Veneto, di cui mio papà è stato presidente fino al 2018. Il consorzio nasce quindi con l'obiettivo di unire imprenditori, pubbliche amministrazioni, aziende, enti di formazione provenienti da tutto il Veneto per dare linfa alla filiera del legno in tutti i suoi aspetti, quindi dalla materia prima alla produzione di case, mobili, infissi, pavimenti, all'energia a biomassa, e tenendo ben presente che lo sviluppo di tutto ciò passa attraverso la cura e la promozione del territorio. Il Consorzio voleva dunque facilitare l'integrazione tra i vari settori della filiera del legno, proponendo e promuovendo l'immagine di una regione, il Veneto, dove la risorsa legno è fondamentale. In quegli anni quindi il Centro Consorzi, in particolare il suo direttore Michele Talo, ha saputo cogliere con lungimiranza questo progetto, intravedendo la possibilità di creare un circolo virtuoso. Quando nel 2018 è stato eletto senatore, mio papà ha dovuto dimettersi dall'incarico di presidente del Consorzio Legno Veneto, ma anche in questa nuova veste ha sempre dimostrato l'amore per la sua professione e per il suo territorio, portando avanti con coerenza le sue idee e i suoi progetti. In quegli anni è stato nominato presidente del Fondo dei Comuni di Confine dall'allora Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, Erika Stefani, che nel ricordarlo nell'Aula del Senato dopo la sua scomparsa nell'estate del 2021 ha ricordato come avesse portato avanti questo incarico con lealtà ed equilibrio, in un confronto, in un dialogo continuo con i sindaci e in un confronto con e tra gli enti del territorio. Ha inoltre ricordato come fosse particolarmente orgoglioso di questo mandato perché gli permetteva di lavorare, di portare dei risultati concreti alla montagna, quella montagna che era la sua radice, il suo principio, ma anche il suo fine. Come ultima cosa vorrei ricordare il disegno di legge a cui stava lavorando mio papà nei mesi che hanno preceduto la sua prematura scomparsa, cioè quello per l'istituzione di una ZES, una zona economica speciale in provincia di Belluno. Quindi uno strumento concreto che aveva l'obiettivo di promuovere e sostenere il territorio, quindi incentivando l'occupazione e il ripopolamento, nonché le imprese già presenti sul territorio con la possibilità di attrarre nuovi investimenti.